Ora, quello che posso dire in merito invece alla sua figura e alla sua figura della canonizzazione in questo senso, noi abbiamo già beatificato Luciani Cicciani, è già beato in questi 2 anni. Ci sono elementi che ci fanno pensare ad un possibile sviluppo anche in questo senso. È chiaro che quando ci saranno dei casi che si presenteranno con elementi idonei, valuteremo e poi sarà il contesto insomma della congregazione a valutare quello che possono essere possibili casi di guarigioni straordinarie. Noi stiamo su questa strada, abbiamo diffuso la preghiera, abbiamo portato le reliquie degli ex indumentis per la venerazione. La preghiera è importante perché i miracoli accadono se si prega. Quello che diceva Chesterton è applicabile, cioè che la straordinarietà dei miracoli appunto è che accadono, e con Luciani l'abbiamo visto che è possibile.